Siamo con Angela Pistis. Angela, gol partita ed emozioni irresistibili per te oggi. Beh, senz'altro è una grande soddisfazione, però quello che contava era il collettivo e la vittoria del gruppo, portare a casa questi 3 punti in un campo abbastanza ostico come quello di Castelvecchio. È stato un Vittorio Veneto davvero un gran Vittorio Veneto che non si è mai disunito e con calma poi ha ritrovato anche il gol del vantaggio dopo aver subito il rigore. Sì, assolutamente, penso sia il punto forte di questo gruppo, anche se sono arrivata da poco, è una cosa che ho visto e che ho visto raramente in altre squadre, è l'unione, il farsi forza l'una con l'altra, c'è un bel gruppo e si sente poi nei momenti importanti. Ci sono ancora 2 partite prima di Natale, Perugia domenica prossima, poi l'ultima trasferta ad Imola. Come sarà questa Vittorio Veneto? Sarà importante cercare di dare il massimo e portare a casa i 3 punti in entrambe le occasioni, essere magari più concrete e fare il massimo, assolutamente. Grazie Angela e complimenti ancora. Grazie a voi, ciao. Allora, mister, complimenti innanzitutto per una vittoria su un campo difficilissimo. Sì, sono quelle partite, io dico la verità, io mi sono divertito, penso anche gli spettatori. Una partita veramente nella quale un allenatore, lo staff intero, la società deve essere fiera di queste ragazze perché secondo me hanno dimostrato di avere, oltre che una qualità indiscussa, anche un carattere che ha dimostrato poi che possono riuscire a girare risultati magari un po' così persi, ma la caparbietà, la determinazione, la volontà di migliorarsi poi hanno fatto la differenza oggi. Complimenti comunque alla squadra avversaria, si è dimostrata una squadra veramente tosta, so che aveva anche qualche innesto nuovo di mercato, quindi veramente la nostra vittoria assume valore ancora più importante. Ne abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane, però oggi qualcosa è cambiato. È stato un Vittorio Veneto spietato al momento giusto. Sì, non abbiamo creato le solite infinite occasioni da gol, ma questi comunque sono segnali importanti perché, va bene, se andate in vantaggio, secondo me meritatamente, poi un rigore, io ho parlato un po' con le ragazze, insomma, che ci ha un po' così messo un po' di dubbio, però ho visto poi le ragazze che hanno combinato, sono riuscite a riprendere in mano la partita. Io prima della gara ho detto, ragazze, cerchiamo di essere padrone del campo e secondo me lo sono state proprio nel momento nel quale c'era bisogno di farsi sentire. Infatti, proprio per quanto riguarda la difesa, di azioni veramente pericolose non ne ha subite questo Vittorio Veneto. Una difesa ottima, ma sottolineerei veramente una superba prova di Valentina Dal Postolo. Sì, diciamo che è un'ulteriore conferma di quello che sta facendo. Io difficilmente o raramente mi soffermo nel parlare dei singoli. È chiaro che una difesa globale come quella nostra, è chiaro che ci sono delle peculiarità nelle quali noi siamo più brave. Però se la difesa difende bene, io dico vuol dire che il centrocampo aiuta, e il centrocampo aiuta vuol dire che anche l'attacco poi fa la sua parte nel fare la fase difensiva. Poi ci sono delle individualità che tanti ci invidiano, insomma. È rientrata anche Margherita Zanon finalmente, diciamo noi, dopo la prima giornata ed è un buon rientro per lei perché mancava da tanto. Sì, Zanon erano quasi 6 settimane che era ferma, abbiamo saputo aspettare i tempi giusti per il recupero, d'accordo con lo staff medico poi ci siamo confrontati, abbiamo detto di darle magari 10 minuti, un attimo così per vedere come reagiva. Io credo che insomma, si sia comportata bene, anche perché poi nell'azione del gol del vantaggio insomma, lei si è fatta trovare comunque pronta e quindi un po' alla volta adesso cercheremo di recuperare non solo lei, abbiamo ferma ai box di partenza ancora Tonon e le due infortunate, diciamo così. E in più Virgili. E più Virgili, insomma, che sì, comunque in settimana si è allenata parzialmente, aspetteremo già la domenica prossima. Allora siamo con mister Varchetta. Mister, è stato un Castelvecchio ben messo in campo oggi, soprattutto nelle linee centrali, ma occasioni vere non molte a parte il rigore. Non per colpa nostra, per merito del Vittorio Veneto, perché ci abbiamo provato, soltanto che avevamo di fronte una squadra forte in tutti i reparti, ancora col passo della Serie A si vede. È dotata anche di un cinismo che porterà lontano, perché contro i forti io ho detto alle mie ragazze non possiamo distrarci dal primo minuto al 90esimo, e abbiamo preso gol al primo minuto e al 90esimo. In mezzo c'è stata una partita combattuta, questo sì, perché chiaramente loro hanno avuto il predominio, però le mie ragazze hanno fatto il massimo
e secondo me, guardando il nostro discorso, che è un po' più a medio-lungo termine, ho visto un passo avanti rispetto all'anno scorso in cui questo tipo di partite non erano neanche in discussione, almeno adesso siamo stati in partita fino al 90esimo. È un Castelvecchio che ha acquistato, tra virgolette, Ugolini in settimana, o se non vado errato, ed è una team pedina che viene anche dalla Serie A. Sì, perché è una squadra molto giovane, praticamente noi non abbiamo mai fatto campagne acquisti, quindi sono tutte ragazze che vengono dal settore giovanile, però chiaramente abbiamo avuto un problema, si è fatta male il centrale titolare e c'era questa disponibilità di prendere sia la Ugolini che la Petralia. E, ci daranno una grossa mano anche in questo progetto che ci vuole vedere crescere. Che porta anche un po' di esperienza. Assolutamente, perché l'esperienza è fondamentale, cioè a parità di valori l'esperienza fa la differenza. Prossima gara, il Castelvecchio andrà ad Arezzo, che oggi ha vinto a Udine per 4-2. Allora, li abbiamo incontrati nel giro di una settimana all'inizio, in Coppa Italia, e già la settimana dopo avevano cambiato volto, perché anche loro sono all'inizio di un progetto, poi si sa che nel calcio femminile bastano un paio di acquisti per cambiare volto. Siamo consci di non trovarci di fronte all'avversario di agosto, però lo guarderemo negli occhi come abbiamo guardato il Vittorio Veneto, che è una corazzata a tutti gli effetti, e non ha punti deboli, è messa in campo, è allenata, è convinta e ha tutte le qualità secondo me per arrivare lontano e rientrare in Serie A.